Amici bellini, non ce la faccio più ad aspettare, si stanno rincorrendo tutte le notizie su Garnacho, bisogna fare delle riflessioni, il prezzo vale la pena, insistere perché tirano sul prezzo, non vogliono cederlo alle nostre condizioni, poi si fanno gli altri nomi, quindi aggiorniamoci e cominciamo. Allora, senza dare per scontato che tutti sappiano tutto, perché ovviamente a me arrivano poi notizie contro notizie così e vi devo mettere al corrente di quello che gira e di quello che non gira. Benvenuto Agnello Licusati e molti iscritti nuovi, benvenuti, io sono Valerio Fluido, sto a New York ma mi piace parlare del Napoli e mi piace parlare di questa situazione di mercato dove il Napoli sembra interessato effettivamente e dobbiamo ragionare sulle parole di Conte perché Conte è stato chiaro, dice ma quali giovani di prospettiva, se arriva gente che vuole, che può dare una mano subito è un conto, altrimenti non guardiamo proprio di. E vedete che spariscono un pochino dopo queste dichiarazioni certi nomi come per esempio Jeremai che è il giovane di prospettiva che gioca nella Serie B spagnola, altri nomi che Cherki che dovevamo capire, insomma anche lui grandissimo prospetto, però bisogna capire. Garnacho è un pochino diverso da tutti questi qua, per motivi che adesso affrontiamo. Spostiamoci un attimo, così facciamo un recap generale di quello che sta succedendo, perché oltre a Garnacho si è parlato di Comuzzo, ma probabilmente sono idee che poi si possono sviluppare e concretizzare l'anno prossimo. Il Napoli deve svecchiare, è una cosa che stiamo dicendo spesso perché siamo una delle squadre più vecchie della Serie A. Vecchia significa anche esperta, significa anche che può lottare fino alla fine e quindi bene, però non puoi pensare di continuare a prendere trentenni perché poi ti trovi una squadra vecchia e non puoi andare avanti. Allora, la questione Rafa Marin è in fase di definizione perché il Villarreal sta davanti al Como in questo momento, Como spende, spande e vince, però ovviamente Rafa Marin significa che tu dai il via libera quando si libera Danilo. Su Danilo continuano a farci sapere che sono ai ferri corti con la Juventus, non si stanno lasciando bene con la Juve, qualche squadra interessata a Danilo tra squadre brasiliane, altre squadre, insomma ci sono, però probabilmente venirsi a giocare una possibilità di fare un finale di campionato competitivo da comprimario ovviamente o può essere un'idea. Ti togli un Rafa Marin che non ha giocato neanche un minuto in campionato e metti uno che almeno c'ha esperienza alle spalle, è un simil Juan Jesus con una carriera più importante. Juan Jesus ha fatto molto bene e quindi probabilmente Conte dice se dovesse succedere una sciuliata su un raffreddo, su uno starnutisce e quelle Rachmani sciulia, io mi gioco la carta Danilo per questo finale di stagione e ti tieni a uno che comunque di spogliatoi ne ha vissuti. Salva poi leggere queste cose da Gianluca Di Marzio che dice che Danilo va al Flamengo e quindi il Napoli ci deve ragionare su questa cosa qua. Cosa fa? No, veramente, su Fat è stato confermato anche da Moretto, da Calemme, quindi più Di Marzio non bene Danilo. È saltato e mi sento anche quasi di esultare che sia saltato Danilo, però l'alternativa mo qual è? Che fai? Spendi su Comuzzo subito, la Fiorentina ti ha detto di no, hai offerto 20 milioni e ti ha detto di no, lo sfogo allora deve partire. No, finisco di parlare di Garnacho. Poi si rincorrono tutte queste notizie su Garnacho, di 50, 60, pare che il ragazzo è convintissimo di venire a sposare la causa di Conte e quindi continuano questi colloqui, ore caldissime. Se cambiassero gli scenari per Cambiaso, cambiare Cambiaso, sembrano scioglilingua, io andrei oltre. Per me da Cambiaso a Cambiasso, come un asso di denari, un re di briscola, un re di bastoni, una carta alta, pesante, importante. Perché? Perché da Cambiaso a Cambiasso cambia il mondo.
si rincorre anche Di Marzio. Poi c'è stata questa notizia del Chelsea, spesso rimbalzata da Fabrizio Romano. Qua dobbiamo ragionare sul fatto che Fabrizio Romano è uno che viene chiamato in causa, spesso anche per mettere delle notizie che possono anche non essere vere, che servono per mettere fretta alle squadre veramente interessate. Allora facciamo il conto che il Napoli è interessato, che dice no, io fino a 50 mi spingo, dopodiché niente, possiamo aspettare finché poi non ti decidi ad accettare 50. Arriva la notiziola di Fabrizio Romano che dice il Chelsea è interessato, il Chelsea potrebbe anche metterne 60 subito, quindi il Napoli dice oh, lo facciamo presto prima che il Chelsea si inserisca. Quindi io ci credo fino a un certo punto. Chelsea pieno di mezze punte, di ali, non lo so, e forse non credo sia anche conveniente per il Manchester United lasciare Garnacho poi a una competitor, a una loro rivale. Stanno navigando in acque non ideali e quindi gli farebbero comodo i soldi, e anche una società dove adesso rimanere non è ideale per un calciatore così giovane che ha bisogno di esplodere, di fare il salto di qualità. E mi facevano ragionare gli amici su Telegram, signori, qua è capace che il Manchester United l'anno prossimo la Champions non la fa, e tu venire a Napoli significa che ti garantisci un finale di stagione da comprimario che si deve inserire, però si inserisce bene, si inserisce alla grande, in una squadra che se la può lottare per lo scudetto, che l'anno prossimo al 90% farà la Champions League. Ecco che potrebbe essere interessante per Garnacho. La Lazio chiede Dingong, vediamo un pochino, perché poi Garnacho potrebbe non essere il solo, anche il Chelsea. Amorim stima Garnacho, però Amorim sta in un mare di guai, sta distruggendo televisioni, se la sta vedendo brutta. Buongiorno pare sta recuperando, ma non c'è fretta di rischiarlo perché l'infortunio era serio e grazie a Juan Jesus che si sta comportando bene non c'è bisogno di forzare i tempi. Incontro in corso, nuovi contatti, mi raccomando, distanza di 10 milioni. Se fosse una distanza di 10 milioni tu te la cavi mettendo dei bonus, gliene aggiungi 3, 7 sono di bonus, magari così, e te la risolvi. Molti mi stanno chiedendo ma tu secondo te si fa o non si fa? E io mi sento di dire 70% sì, è un misto di speranza e puntini uniti, perché Garnacho rappresenta quella prospettiva, il colpo di prospettiva che però già ha più di 115-118 partite con il Manchester United. Stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, stiamo parlando di un ragazzo che tiene un accumulo di social, di followers che supera di 3 volte quello che ha il Napoli. È un predestinato, è uno che il Napoli deve prendere per forza in questo momento. C'è anche il discorso Dorgu, su cui il Napoli non molla la presa, che però potrebbe essere la chiave per il Manchester per mollare Garnacho, perché adesso loro se mollano Garnacho lo devono sostituire, e Dorgu potrebbe essere interessante per loro perché te lo puoi giocare il famoso Jolly, anche lui giovanissimo, che potrebbe essere un giocatore di fascia, ma potrebbe essere anche un difensore, un terzino. Quindi io non ho mollato la speranza di Dorgu, perché secondo me in quel ruolo anche, e poi essendo così duttile, te lo ritrovi alla grande. Però ecco, se mollare Dorgu al Manchester significa arrivare a Garnacho, io dico sì, onestamente. E vediamo cosa dice Giuseppe Pastore da Cronache su Garnacho. Mi piace prendere un pochino, perché poi io li stimo molto. Garnacho, il ragazzo selvaggio, un progetto di campione in attesa del metodo Conte. In un'epoca in cui la Premier saccheggia la Serie A e ci porta via con scoraggiante regolarità i migliori under 25, Tonali, Calafiori, Højlund, Zirkzee, qualcosa di completamente opposto. Alejandro Garnacho, 20 anni, 23 gol in 2 stagioni e mezza, a titolo definitivo dal Manchester al Napoli. Potenza di Antonio Conte e anche dei soldi incassati per Kvar, l'unico manager italiano in grado di spostare gli equilibri economici così consolidati. Ma al di là del peso politico
dell'operazione Garnacio al Napoli sarebbe un colpaccio tecnico. Schierato a sinistra ma tranquillamente in grado di giocare anche a destra per la gioia del suo eventuale prossimo allenatore, Garnacio è un esterno rapidissimo. Questo lo dovete considerare un proiettile quando parte in velocità, i famosi contropiedi, quando magari tu stai un pochino più accorto e riparti, pum, e arriva Garnacio. Se guardate tutti gli highlights questo viene fuori proprio chiaramente. Ha toccato punti di 35 km/h, questo è velocità Osimhen, capiamoci. Dotato naturalmente di quella frenesia che ci fa sembrare la Premier un campionato a velocità 2x rispetto al resto del mondo. A 20 anni ha già indirizzato la sua carriera con un paio di scelte di personalità. Lasciare l'Atletico Madrid a 16 anni per tentare l'avventura inglese e poi, nato in Spagna, di madre argentina, scegliere l'albiceleste invece che le Furie Rosse, il che gli ha consentito di poter essere compagno di squadra sia di Messi che di Cristiano Ronaldo. Mica male, per sole 4 partite nel 2022-23. Lo United venderebbe soprattutto per godere dell'enorme plusvalenza derivante dalla sua cessione, nonostante la stagione balorda dei Red Devils, Garnacho non è mai finito ai margini della rosa. Anzi, è stato uno dei migliori in campo in una delle poche belle giornate dello United di Amorim, la vittoria ai rigori in casa dell'Arsenal in FA Cup, anche se ha fatto scalpore la sua esclusione dai convocati prima del derby contro il City. Se il Napoli di Spalletti, animato dalle migliori stagioni di Kvara, Zielinski, Elmas, Lobotka, era l'esaltazione della tecnica in velocità, Garnacho è tutto questo. Il piede destro è affilatissimo. L'attitudine sfacciata, tra l'altro usa anche il sinistro, non si fa problemi. Nella continua ricerca del dribbling selvaggio, del colpo di tacco, del numero a effetto, tutte cose che andrebbero disciplinate nella giungla della Serie A. Ma a livello tattico deve imparare ancora tutto. Se arrivasse già ora è più probabile che lo attenderebbe un lungo apprendistato all'ombra di Neres e persino Politano. Certo, caro Giuseppe, certo. E qua la riflessione che stiamo facendo anche col gruppo degli abbonati: dobbiamo avere molta pazienza, non fate i tipi che poi ha pagato 50 milioni, ma stesso litighiamo subito. Ha pagato 50 milioni, deve subito fare 50 gol. No. Ricordate per esempio Osimhen, pagato intorno ai 50 milioni, il primo anno così e così, poi comincia ad ambientarsi, poi il terzo anno Osimhen, da per e per a giocatore che vince il premio di capocannoniere, scudetto, eccetera, eccetera. Calma, lo so che il cartellino è pesante, ma stiamo parlando di Garnacho. Non stiamo parlando di un Kvara scoperto da pochi addetti ai lavori che ti arriva a quell'età, 20 anni, però da campionati minori con una nazionale minore. Questo qua è una superstar, questo qua è destinato a diventare un craccone, veramente un cracco. Di conseguenza va aspettato. Non bisogna avere io poi sto parlando come se fosse già nostro. Calma, arriva. Si gioca poche partite dove ti serve così, oppure si fa dei secondi tempi così, poi dopo già c'hai un prospetto che per il futuro tu ci costruisci squadra intorno, ci fai una tattica proprio per lui, per l'anno prossimo, perché bisogna svecchiare, e là facciamo il discorso sui rinnovi da fare e quelli da non fare per avere una squadra che può puntare anche al doppio impegno. Sarebbe il primo detentore, questa è una curiosità alla Pastore, di un Puskás Award a giocare in Serie A per il Napoli, il quarto assoluto dopo Ibrahimovic, Giroud e Cristiano Ronaldo. Il gol che ha bucato il video, una favolosa rovesciata alla Rune che nemmeno alla PlayStation. Lo mise a segno contro l'Everton al Goodison Park il 26 novembre, praticamente per il mio compleanno 2023. Quel giorno tra i compagni di squadra ad applaudirlo c'era anche Scott McTominay. E vi aggiungo un paio di cose dall'Instagram di Nick Cariglia, che è un bravo analista che fa dei video belli che molto spesso mi mandate e mi trovo con le sue analisi. Fa un confronto tra Kvara e Garnacho. Guardiamo un attimo questi numeri. Kvara, parliamo di 71 tra gol e assist, Garnacho 37, ma ovviamente parliamo di minuti giocati diversi, no? Kvara c'ha, non dico il doppio, ma quasi. Quello che è importante è la media, cioè ogni 90 minuti Kvara 0.62 tra gol o assist e Garnacho 0.49. Quindi Kvara scarso, come mi avete detto finora, non mi trovo, e Garnacho siamo lì, siamo assolutamente lì. 3 anni in meno però.
in una squadra disastrata. Questo è bene dirlo, perché vale per Kvara dell'anno scorso, squadra disastrata, e vale per il Manchester, che è una squadra disastratissima. Quindi un Garnacho che mantiene questi numeri in un Manchester che è una squadra importante ma che è disastrata vuol dire tante cose. Vuol dire che lui comunque si staglia in una situazione difficile, e vuol dire che c'ha esperienza. Atletico Madrid, l'Argentina, il Manchester United, esperienza internazionale che te la porti dietro e cresci. Tiri ogni 90 minuti. Siamo lì. 3.60 Kvara, 3.50 Garnacho. Calcia quanto Kvara. Precisione dei passaggi, siamo lì. Leggermente inferiore, ma sono pochi punti. Quindi Kvara scarso, Kvara, vabbè. Tocchi in area avversaria, e qua Garnacho ha più tocchi in area avversaria, il che lo porterebbe, se arrivasse in Serie A, ad essere il primo anche rispetto alle punte. Vedete? Rispetto a Retegui, a Lookman, a Thuram, a Castellanos. Lo voglio. E Kvara i gol rispetto, qua lo mette in corrispettivo con tutte le ali importanti in Europa, e ovviamente Mbappé inarrivabile, lo sappiamo, però sta là, e quindi esaltarsi per Neres o esaltarsi per Garnacho non significa sputare addosso a Kvara. Questo è bene che lo sappiamo. L'AI è completamente fuori controllo. Quindi in conclusione, visto che DA più Leao uguale Diao, io spero che il Napoli lo faccia. Sto tutto esaltato, sono in fibrillazione. È un colpo che è chiaro che Conte ha approvato, e non fa parte di quei colpi che Conte dice: sì, vabbè, ma non sposta niente quest'anno, mi tengo l'equilibrio che ho creato nella squadra. È un giocatore che non è una pedina qualsiasi, può dare freschezza, può dare imprevedibilità all'attacco, perché adesso ci stiamo godendo Neres, va benissimo, poi tra un po' faranno i raddoppi, triplicamenti di marcatura e possiamo andare in difficoltà. Servono più frecce al nostro arco in questo momento. 17 partite non sono tantissime, ma non sono poche. Bisogna farle tutte al massimo della nostra possibilità, senza essere troppo ottimisti, nonostante la squadra stia facendo delle cose bellissime, e stiamo veramente sognando di accorciare i tempi di un percorso che poteva essere più lungo, ma che adesso abbiamo un po' di acquolina in bocca, onestamente. E tra le varie... lasciate il like se vi piace Garnacho. E tra le varie possibilità si parlava anche di inserire uno sconto eventuale per Osimhen, perché se Osimhen, Manchester United se ne è parlato in passato, potrebbe interessare. Dobbiamo vedere Amorim se resta insomma saldo al comando del Manchester United, e in quel caso qual è la tua punta di riferimento? Ti sei trovato con Højlund e Zirkzee, ti serve uno più alla Gyökeres, e quindi è un discorso... Dobbiamo accettare che questa trattativa è un po' più lunga delle altre ed è un po' più complessa, perché stiamo parlando di giocatori top. Stiamo parlando di sostituire un top Kvara con un altro top, e quindi lo so, non esce il video sfogo ancora, il famoso video sfogo che poi sblocca. Neres ancora non ha firmato, che stai facendo Napoli? Lo so che lo volete, però non è ancora il momento. Io capisco la difficoltà dell'operazione, capisco l'importanza del calciatore a livello internazionale, ma sono molto molto esaltato dal fatto che il Napoli sia all'interno di questa trattativa. Se il Napoli prende Ndoye, è un giocatore che tieniti Ngonghe, onestamente. Va bene, può essere leggermente meglio di Ngonghe, potrebbe essere leggermente peggio di Ngonghe, non sposta niente. Garnacho sposta. Garnacho è un rischio calcolato che il Napoli si può anche permettere economicamente, visto che esce Kvara e visto che devi ragionare anche su quelle che sono le entrate che ti arriveranno di Osimhen, le entrate che farai perché andrai in Champions. È un discorso che il Napoli deve fare assolutamente, e se lo fa in fretta meglio perché così abbiamo più tempo a disposizione. Se lo facciamo più sotto sotto non va niente, facciamo di necessità virtù, che cosa vi devo dire. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Guardatevi la Champions, non lo so, lasciate un like su questo video, condividetelo con i vostri amici. C'è qualcuno che dice ma Garnacho, ma troppi soldi, pigliamoci, mandategli questo video e vediamo se lo convincete.